Salve, salve, buongiorno, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Sono le ore 15:48, quindi quasi le 4 di pomeriggio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E benvenuti, benvenuti ad una nuova live di Reni Toons. Reni Toons questa volta dobbiamo fare lo sfogliamo insieme un format che mi sono inventato ormai tanti anni fa, durante il quale andiamo a sfogliare insieme delle riviste, riviste che possono essere o di retro computing o di musica o anche, come in questo caso, di anime o manga. Ok? Quindi un attimo solo che mi sto mettendo la live sul televisore perché così riesco anche a capire. Un saluto a Michele, buon pomeriggio Michele, grazie di essere qui con noi. Allora, eccoci qua, la live me la vede immediatamente. Io, come sapete, questo PC che sto usando per fare questo streaming, per andare in live, è un PC oramai del 2012, sempre con il solito Windows 7, e ho parecchi problemi con Google Chrome che non mi gestisce più Restream. E niente, praticamente sto utilizzando attualmente Firefox per fare da ponte tra OBS e il flusso dati tramite Restream. E quindi adesso mi mette pure le copertine, tutto quanto carino, posso condividere anche sui gruppi Telegram, come può essere per esempio Amiga Ita, ok? Il link a questa live. Allora, come avete visto, a proposito, mi manca una cosa, diciamo, abbastanza importante. Vediamo un po' dove ce l'ho. Allora, andiamo a vedere, sì, è questa qui. Mi manca di mettere la copertina della rivista che andremo a sfogliare insieme. E allora adesso la mettiamo. Allora, innanzitutto la tiro un po' più su, eccola qua. Eccola qui, la ingrandisco un po', eh. Mi ero dimenticato di metterla, adesso c'è. Adesso c'è, adesso c'è. Allora, oggi dobbiamo andare a fare lo sfogliamo insieme di questa rivista Anime Cult numero 30. Questa io l'ho comprata ieri, questa rivista, eh. Allora, qui dietro vedete c'è il cucù della Disney. Allora, l'orario funziona. Mi funziona anche questa cosa che gira. Adesso vi faccio vedere un demo, tanto lì si dovrebbe vedere. Se io faccio vedere il demo, ok? Esce Topolino, questi girano, la musichetta si sente, quindi diciamo che sono a buon punto. Manca di far muovere questa qui. Questi due li ho smontati e rimontati una decina di volte, ma quando li rimonto non funzionano. Li smonto, diciamo da aperti funzionano, ci sono dei sensori per guardare quando il pupazzo è fuori e quando è dentro. E poi mi manca anche questa parte qui che proprio non ho capito come mai non funziona. Gli arriva la corrente, non lo so. Vedremo prossimamente questo cucù, io voglio farlo funzionare. Ok? Detto questo, guardate, ieri sono andato ad acquistare presso il mio edicolante questa rivista che, come vedete, è uguale, la copertina è identica a questa, ok? Le metto vicine, però con mia grande sorpresa già l'altra volta Sprea ci ha fatto questo scherzo, anche questa volta Sprea, guardate questo bollino, in allegato Candy Candy a soli 2 euro in più. Ok? Non mi piace tanto questo comportamento di Sprea. Attenzione, io quando devo parlare bene parlo bene, lo sapete benissimo. Quando devo dire delle cose che non vanno, io le dico tranquillamente. Tanto questi non sono video né sponsorizzati. Io questa l'ho comprata, vedete? Qui c'è scritto per Renato, io l'ho pagata per intero, le pago tutte le riviste, e questa costata 9,90, quindi 2 euro in più rispetto al solo Anime Cult. E sinceramente, tra l'altro, sono stato parecchio pure a parlare con l'edicolante, cioè
Cioè, c'è anche un'altra persona che prende Anime Cult insieme a me, solo un'altra in tutto il quartiere, e quasi sicuramente non lo prenderà proprio perché c'è questo allegato che è uno, e tra l'altro io già ce l'ho questo allegato, già l'avevo comprato all'epoca di quando uscì, cioè c'è Sprea ha i magazzini pieni di tutte queste riviste e non sa più come disfarsene. E allora che cosa fa? Fa questi bundle, dandoli diciamo a un prezzo che può essere pure interessante, 2 euro per una rivista, però per me che già l'ho presa e non mi puoi obbligare. Allora il mio edicolante ha detto che a lui gli è arrivata solo così e non gli sarebbe arrivata senza l'allegato, senza diciamo questo speciale dedicato a Candy Candy, spendendo 2 euro in più. Allora, se io lo compravo sul sito di Sprea, c'erano da pagare le spese di spedizione. Poche che possano essere, 2 euro ci sono sempre e mi arrivava soltanto la rivista. A questo punto ho dato 2 euro in più al mio edicolante e ho preso con tutta la rivista allegata, cosa che non mi è piaciuta. La volta scorsa, quando non mi ricordo quale altra era la rivista allegata, io sono andato diciamo ad una mostra, no, a un mercatino, chiamiamolo così, anche perché si chiama proprio mercatino giapponese organizzato dai Japan Days all'ippodromo delle Capannelle. Lì c'è oramai già da diverse edizioni in pianta stabile un banchetto. Penso che sia proprio di Sprea perché non è un edicolante, lì ci sono solo edicole Sprea editori, tante sì, edicole, riviste Sprea editori, tutte quante Sprea editori, e lì ho trovato anche l'Anime Cult che pure l'altra volta è uscito con un allegato senza allegato. Ok, quindi vuol dire che loro lo stampano senza allegato e quindi senza questo è un bollino proprio stampato, non è che è un adesivo allegato, questo con scritto Candy Candy. Quindi ci sono in giro degli anime cult senza l'allegato, però diciamo, ecco, si possono trovare alle fiere, ma io adesso non lo so quando lo faranno, il prossimo Japan Days. Siccome io poi le prendo queste cose, poi l'edicolante mio le prende per me, insomma, mi dava fastidio poi non prenderlo, farglielo rimandare indietro, fare il reso, insomma, e quindi alla fine l'ho preso per 2 euro, neanche mi conveniva fare storie, ecco, lo sto aprendo insieme a voi e quindi vabbè, però questa è una politica che secondo me non va bene da parte di Sprea ed eccoci qui, questa io ovviamente già ce l'ho e mi sa che abbiamo fatto pure lo sfogliamo insieme di questa rivista, quindi Candy Candy e le altre orfanelle degli shoujo manga, shoujo anime anzi, e lì vedete pure c'è Pollyanna, Anna dai capelli rossi, c'è Lovely Sara, c'è Heidi, ok? Ma noi oggi partiamo, poi se c'è tempo facciamo magari anche lo sfogliamo insieme di quell'altra. Eccolo qua, Anime Cult numero 30, Nippon Animation. Benvenuti nella fabbrica dei sogni, ok? E qui c'è questa immagine proprio bellissima, questa immagine di gruppo proprio bella bella bella, ve la metto qui, gustatevela tutta questa immagine, vedete tutti i personaggi Nippon Animation, ok? Allora andiamo a vedere. Alessandro Agnoli firma sempre l'editoriale. Il prossimo numero di Anime Cult ci aspetta tra 2 mesi, il 13 marzo. Il 13 marzo e qui c'è la pubblicità, una rivista che io non ho preso perché non è che posso prendere tutto, e c'è una rivista dedicata alle locandine, ok? E di qua, come vedete, c'è l'editoriale di Alessandro Agnoli, ok? Un classico 30, perché appunto è il numero 30 di Anime Cult. Beh, un bel numero, soprattutto in questo periodo storico, in questi anni dove la carta, diciamo, le riviste cartacee non le compra più nessuno, e anzi sono riusciti ad arrivare a 30, tanto di cappello, la grande qualità l'ha portati fino a qui. Allora, sia degli articoli, soprattutto dell'impaginazione, vedete qui c'è diciamo l'indice
Come eravamo, doppiatori, spaghetti manga, anime dimenticati, global manga, eroi d'acciaio, bambini per sempre, pro e contro, made in Japan, e vabbè, e poi ci sono tante altre cose, vedete che continua, ma adesso ce le vediamo. Allora, ovviamente su questa pagina dedicata agli arretrati, sempre a marchio Sprea, quindi sempre Sprea Editori, e noi andiamo avanti. Oh, scenari di fine millennio, come eravamo, la seconda invasione. Ed ecco che qui c'è, allora me lo ricordo benissimo, Akira, un bellissimo film, poi ovviamente non possiamo non citare, qui c'è ovviamente Dragon Ball, c'è Zero con Okuto no Ken, e ci sono anche i Cavalieri dello Zodiaco qui sotto, i mitici Saint Seiya, Saint Seiya. Come vedete al centro c'è Pegasus, Pegasus e Fantasies, poi c'è Andromeda, Dragone, il Cigno Crystal e Phoenix, la Fenice. Vedete? E questa è la seconda invasione ovviamente dei, io ancora li chiamo cartoni animati, comunque degli anime, quando dopo gli anni 80 arrivarono poi negli anni 90, come sappiamo, Kenny Guerriero, i Cavalieri del Zodiaco, i Cinque Samurai, Akira, Dragon Ball, vedete? Oh, qui c'è pure K Magazine, oh, vedete un po' di Bao, Bao pure bellissimo, un altro film animato, un altro film, un lungometraggio animato, Bao, bellissimo anche quello. Qui c'è ovviamente anche un'immagine di Lupin the Third, Lupin III, il ladro gentiluomo, se così lo vogliamo definire. Ok? E quell'alba di una nuova era, sempre per la rubrica come eravamo. 1995-97, il triennio della svolta. Oh, e qui c'è ovviamente anche Sailor Moon, ovviamente Ranma, ovviamente Card Captor Sakura, pesca un'altra carta Sakura, Sakura la partita non è finita, vedete? E poi Sailor Moon, amica Sailor Moon, ovviamente le guerriere Sailor, Sailor Mars, Sailor Venus, eccetera. Questi sono il triennio della svolta, dei cambiamenti. Poi ovviamente andando sempre più avanti con gli anni, sempre rubrica come eravamo, qui addirittura si parla già dei Pokémon, Ghost in the Shell, cioè sono tutti titoloni, titoloni che chi li ha vissuti come me, quindi chi è nato negli anni 70 o primissimi anni 80, li ha vissuti appieno questi anime, questi cartoni animati, bisogna dirlo, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Ok, sempre per la rubrica come eravamo, qui addirittura c'è all'arrembaggio One Piece, Giappone ultima frontiera, sempre rubrica, ovviamente nasce pure It, It mi sembra che stava sul satellite se non mi ricordo male, poi ovviamente c'erano Turisti per caso, tutta una serie che uscì di questi viaggi, e quindi qui vediamo sono due pagine molto piene di informazioni, vedete che bella che è questa rivista. Ok, andiamo avanti. I gatti più matti sono io, Pietro Ubaldi racconta. Oh, a Pietro Ubaldi dobbiamo tanto, è un grande doppiatore, ha lavorato anche con la Regina delle Sigre, con Cristina D'Avena, quindi sempre adesso per la rubrica doppiatori, ovviamente la fa da padrone Pietro Ubaldi. Ok? Gli dobbiamo tanto, tanto, tanto. Vedete, ovviamente non può non mancare Kiss Milicia, con il gatto Giuliano, ovviamente. Io oggi mi stavo rivedendo il concerto dei Beehive Reunion, che ho pubblicato qualche tempo fa, qualche mese fa. Andatevelo a cercare sul mio canale perché è un bel ricordo, un concerto del 2011
fatto qui a Roma all'Atlantico Live, andatevelo a cercare, andatevelo a vedere perché è un bellissimo concerto fatto dai Beehive Reunion. E qui continua l'intervista al doppiatore Pietro Ubaldi, altre 2 pagine belle piene piene di intervista a Pietro Ubaldi, ovviamente. Dora Doraemon. Doraemon. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Altre 2 pagine sempre dedicate a Pietro Ubaldi. Poi qua spaghetti manga, disegnare negli anni 80, matita, gomma e china. Allora, io quando ho fatto le medie, forse un po' pure sulle superiori educazione tecnica, però soprattutto alle medie, c'erano tutti i vari disegni delle proiezioni 3D che noi facevamo sugli assi cartesiani, eccetera, che a noi i soliti che andavamo a rappresentare, cubi o anche cilindri, coni, tronchi di cono, eccetera, ce li facevano ripassare a china, solo me lo ricordo proprio con la china, noi avevamo il pennino che si intingeva nell'inchiostro per ripassare solo la figura geometrica che poi stava sui 3 assi, insomma, che come doveva essere, come si doveva vedere, praticamente a china. Era abbastanza complicato usare la china, adesso con i pennarelli a china è molto più semplice, però diciamo all'epoca quando addirittura quando si lavorava proprio a china solamente con il pennino e l'inchiostro era veramente complicato riuscire a non fare macchie, e quindi ecco qualcosa, un articolo dedicato anche a questo stile di disegno, quindi matita, gomma e china, ok? Si ripassava tutto a china alla fine. Ecco, qui continua, altre 2 belle pagine piene dedicate a questa arte che per me è un'arte. Per me era difficilissimo, io al di là di quello che ci dicevano da fare i professori, che non sapevo fare, anche perché io non ho mai saputo disegnare, al di là di solidi e di forme geometriche che diciamo rispettavano una qualche sequenza matematica, quindi io potevo disegnare sui 3 assi, poi mi facevo un'idea di come veniva diciamo la forma geometrica e poi potevo disegnare, che ne so, un cubo con sopra un cono, e allora quello ci arrivavo, ma al di là di questo, cioè che ne so, un cubo con sopra una piramide, allora quello sì, un parallelepipedo con poggiato sopra un cubo, perché no? Quello lo riuscivo a fare, quindi usavo benissimo le squadre, i righelli, ma al di là di quello, proprio a mano libera soprattutto, non so fare veramente nulla. Cioè, ed è strano perché mia madre pure disegna tantissimo, ancora oggi disegna, anzi saluto mia mamma, mio papà, mio fratello, saluto mia moglie, mia figlia, saluto tutti, ne approfitto. Andiamo avanti, vedete? Sempre per la serie matita, gomma e china, questo articolo dedicato a un'arte. Jane e Mici, lacrime e canzoni, bello pure quest'anime, un anime musicale, un altro anime musicale, eh, anime musicali, subito ci viene in mente Gem and the Holograms, ma questo anche era Jane e Mici, anche era un anime musicale, lacrime e canzoni, quindi un altro articolo tutto da leggere dedicato a questo cartone animato musicale Jane e Mici, bellissima la sigla che non era interpretata da Cristina D'Avena. Oh, qua c'è un po' di pubblicità per l'abbonamento ad Anime Cult, un anno a solo 39,90, vedete? Ogni tanto quando è una certa ora io l'ho messo che ogni ora tac e parte il cucù, quindi diciamo funziona anche, sono le 16:08 ma io l'ho messo io più o meno a quest'ora, funziona anche come sveglia, diciamo, cioè proprio come cucù che ogni ora
il cucù fa un'animazione diversa. Allora, qui ti danno in omaggio sempre le borse con scritto, vabbè, Japan Magazine che non esce proprio più e poi Anime Cult. E qui poi c'è lo speciale Nippon Animation. Vedete, inizia qui lo speciale Nippon Animation e hanno messo uno sfondo non bianco ma sfumato e colorato, come vedete lì c'è Conan, c'è Flo la piccola Robinson, Anna dai capelli rossi, ci sono un po' tanti anime grandiosi, c'è l'Ave Maia, qui vedo, Peter Pan, Rascal il mio amico Orsetto, Marco dagli Appennini alle Ande, c'è anche Love di Sara, uff, ce ne stanno tanti, guardate, questo pure è bellissimo questa immagine, costruita proprio bene, per dare il via a questo, chiamiamolo inserto, a questo speciale dedicato appunto alla Nippon Animation, un po' di storia, la fabbrica dei sogni, Vicky il Vichingo, qui addirittura, oltre ad Heidi in alto, qui penso che si riferisca un po' agli anni 70, agli anni 70, Vicky il Vichingo. Andiamo avanti. Quanti, dopo Gigio, vedete? Io vado un po' veloce perché poi se no la live dura troppo. Andiamo avanti. Oh, le origini, emozioni senza tempo. Ok? Allora, vediamo un po'. Emozioni senza tempo. Qui si va avanti. Sempre con la stessa rubrica. Ok, andiamo a vedere. Eccoci qua. Andiamo avanti. Sempre per la rubrica Nippon Animation, Andiamo avanti. Precursori. Questo sì, siamo proprio negli anni. Ah, questo era bello perché raccontavano un sacco di fiabe. Questi due personaggi raccontavano delle storie, le fiabe di Andersen. Ok? Aspettiamo che metta a fuoco. Mettimi a fuoco. Ok, grazie. È la telecamera, tocca attendere che mette a fuoco. Queste sono tutte live homemade, fatte al volo da casa, appena ho 5 minuti, attivo OBS su questo vecchio PC e vado in live. Sempre per Nippon Animation, anni 70. Qui addirittura c'è Rascal, il mio amico Orsetto, Anna dai capelli rossi, Pelin Story, troppi ce ne stanno. Cioè, Marcondi, rondi, rondero, scivola la ruota sul sentiero. Ma Pelin è forte queste cose. Oh, poi invece negli anni 80 arriva Flo la piccola Robinson, arriva Peter Pan, arriva Ehi, a che Jim. E poi vabbè, tanti altri perché negli anni 80 c'è stato il boom. Dopo gli anni 70 con tanti robottoni, diciamo, poi Heidi, Remy, ehm, diciamo poi negli anni 80 arrivarono tutti quanti a valanga, in Italia dico, perché magari in Giappone già erano usciti, comunque arrivarono i vari Lady Oscar, Mimì, tanti anime sportivi, l'Uomo Tigre, tanti ne arrivarono in Italia negli anni 80. Quindi, allora, andiamo avanti, guardate, là sui monti con Annette, dove il cielo è là con Dani e con Lucien. Vieni anche tu, là sui monti con Annette. Pollyanna che sa che in ogni viso. Oh, c'è pure piccole donne. Una per tutte, tutte per una. Vieni anche tu e saremo una in più. Piccolo Lord, vai sempre avanti. Piccolo Lord, dai non fermarti. Ecco, e qua invece arriviamo a Papà Gambalunga. Arriviamo. Questo chi è? Patrash? No, non è Patrash. Questa è la storia vera di un bellissimo bambino e della sua avventura per arrivare giù in città. Cium cium.
Mi sono un po' tutte a memoria queste sigle, ma faccio un po' fatica poi a ricordarmele tutte, Qui andiamo avanti, sempre gli anni 90. Penso che sia gli anni 90 inteso in Italia, anche se ci sono delle cose che magari in Italia non sono neanche arrivate, ma io poi negli anni 90 ero un po' cresciutello e soprattutto avevo un sacco di passioni per i computer, per la musica, facevo il DJ e mi è risultato un po' difficile seguire anche i cartoni. Oh, qui è quando Remy l'hanno fatta anche femmina, per la par condicio diciamo, Remy femmina c'è lì, che però non ebbe il successo che ebbe Remy maschio degli anni 70, Ok, andiamo avanti. I successi italiani del World Masterpiece Theatre, amatissimi sempre. Nippon Animation. Viva Tommy, Tommy, Tommy! Viva Tommy, Tommy, Tom! Le avventure di Tom Sawyer. Se nell'isola c'è l'oro, Tommy troverà il tesoro. Viva Tommy, Tommy, Tommy! Viva Tommy, Tommy, Tom! Pollyanna che sa che in ogni viso nascosto c'è un sorriso e lo conquisterà. Anna dai capelli rossi va, voleva come una rondine, però un nido non ce l'ha, non ha una mamma né un papà. Allora, e Marco va, 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 Marco, dagli Appennini alle Ande, liberamente tratto dal libro Cuore. No, ma come contenuti non gli si può dire proprio niente a questa rivista, questo è uno dei miei anime, dei miei cartoni animati preferiti, anzi, accia la miseria, non ce l'ho qua, eh? Sì, ce l'ho, guardate, anzi vi faccio prima vedere di che cosa parliamo. Dai Conan, ora stringiti forte all'ana. Dai Conan, bella non c'è nessuna come lei. Salta ai pericoli, vola tra gli alberi, corri, corri. Allora, guardate un po', io all'epoca, quando dichiararono di voler fare il nuovo doppiaggio, ho fatto la pazzia. E ho comprato, queste sono due, ma ne ho tre di serie di Conan su DVD con il vecchio doppiaggio. Vedete, questi sono volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 ripetuti due volte e l'altra ce l'ho lì perché è quella mia e questo stavo pensando di venderle. Mo vediamo, vediamo, nel caso stanno qui, praticamente sono usciti mi pare negli anni 2000 questi DVD, negli anni 2000 e vediamo se nel caso li vendiamo. È la storia di Conan e Lana, Jimsy, del Barracuda, di Industria, del Dottor Rao. È una storia bellissima, ok? Ho Spokon, Mr. Baseball e Sanpei. Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie a sventola. Vedete? E questo è Sanpei, ragazzo pescatore. Poi qui si vede anche Mimì, c'è Mr. Baseball, c'è Teppei, simpatico sei, ragazza del baseball, e poi vedete, di qua, circo, magia e giganti d'acciaio. Eccoli, eccoli, Astro Robot, robot, eccoli, Astro Robot, robot, prendili, Astro Robot, robot. Non c'è forza nella galassia che possa fermare l'anima di Astro Robot. Uno per tutti, no, tutti per uno e Astro Robot per tutti. Eccoli, eccoli, Astro Robot. Quest'altro invece di qua c'è Jim Geyser, vincerà, e Speed Launcher di più colpisci lì, Roin buttali giù. 4 giovani eroi, natura magica, generosa bontà.
Sazoriani contro noi. E qua invece ci sono le strisce, pupazzi e mitici eroi, per storie dal mondo, sempre per la rubrica Nippon Animation. Ok? Eccoci qua. Spettacolo, eh? Un'eroina in miniatura. L'Ape Maia, quante sigle che c'ha. C'ho un sacco di 45 giri di sigle diverse dell'Ape Maia. L'Ape Maia va. Si sveglia il mondo, lo accarezza il sole. Si sveglia l'Ape Maia dentro un fiore. Ce ne stanno tante, tante, tante di sigle di questo anime, di questo cartone animato. Ape, 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 Maia. Ah, qui vabbè, due pagine dedicate agli arretrati editi da Sprea Editori che ce l'hanno ancora. Quindi se volete un arretrato di qualsiasi genere potete andare sul sito sprea.it e lì trovate tutto. Quindi due pagine, per riempirle queste due pagine hanno messo questa pubblicità. Oh, Japan in Germany, nella terra dei Goti. E qui si parla di nuovo, vedete, go go go, Mach 5, la più veloce vince la corsa. Vedete? Speed Racer. Speed Racer. Mamma mia, quanti ricordi. Capitan Futuro, il futuro degli eroi. Capitan Futuro, picchiaduro anche per noi. Splendido, splendido, nel cielo va. La sua tuta azzurra brilla nell'oscurità. Simbolo, simbolo di libertà. Vabbè, andiamo avanti. E qui c'è pure Heidi, il tuo nido è sui monti. Heidi, eri triste laggiù in città. Allora, questo lo prendo così, così non mi dovrebbero censurare la live. Anzi, ecco, così non si vede niente, non mi censurano niente e via. Questo è dedicato un po' all'hentai, Japan Inc., la Blue Girl. Mancano, grazie. Allora andiamo avanti. Oh, invece qua si parla, ecco, per esempio ci sono sia le 5 guerriere Sailor, che è un altro cartone animato molto 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 bello, che è Il segreto della pietra azzurra. È il mistero della pietra azzurra. Nadia, Capitano Nemo, Jean, tutti i vari personaggi, il leoncino. È bellissima pure la storia rivisitata di 2001, sì, 2001, 2000 leghe sotto i mari di Giulio Verne. No, mi è venuto in mente 2001 perché oggi abbiamo visto, con mia figlia, vediamo dei piccoli video di YouTube e uno parlava dello spazio e mi è venuto in mente guardando questo video appunto 2001 Odissea nello spazio e abbiamo parlato perché parlavano dei pianeti, diciamo delle varie lune dei pianeti e si parlava anche di Europa. E praticamente mi è venuta in mente la frase tutti questi mondi sono vostri eccetto Europa, non ci atterrate, usateli insieme, usateli in pace. Quindi questa è una bellissima frase di 2001 Odissea nello spazio. E quindi ecco perché mi era venuto in mente. Oh, divinità robotica, Gotrinitron. Eccoci qua, con Gotrinitron. Mazza, già sono 35 minuti di live. E qui continua Gotrinitron. Eccoci. Andiamo avanti, andiamo avanti. Le bambole di Candy Candy, Candy, mini Candy, quasi Candy. Qui ovviamente poi le bambole all'epoca le facevano pure taroccate, non originali, si trovava di tutto di più.
ok? Candy, oh candy, dolce candy, candido fiore. Candy era una sitcom, cioè veramente. Allora, Mazinga Z contro i topi. Ecco il maestro, non ha bisogno di presentazioni. C'è Mazinger, veloce distruttore come un lampo, non dà scampo. Odia la paura, non conosce la pietà. Alto la falsità, difenditi malvagità. Su di voi, avvoltoi, c'è Mazinger. Viaggiando in Giappone, Nara, la prima capitale. Ok, andiamo avanti, non ci fermiamo mai. Oh, qua c'è il dottor Slump. Dottor Slump. Slumperale. Junior TV e Super Six, che sono interamente dedicati ai nostri cartoni animati. Qui hanno messo Bam il mostro umano, Daidan 3, Hariken Polimar, Kiashan, Inuyasha e Conan. Inuyasha pure è molto bello, solo che non riesco mai a finirmelo di vedere, mi rivedo sempre gli episodi perché è molto complesso, ce ne stanno un sacco di personaggi, quindi è molto molto bello. Io non l'ho mai visto tutto dall'inizio alla fine perché sono tanti episodi. E mi piacerebbe finirlo di vedere, solo che poi lo interrompo per un mese, per qualche tempo, perché altri impegni, e poi mi tocca ricominciare quantomeno da 10 puntate prima, quindi perdo un sacco di tempo. Luci e ombre dietro le quinte di un cuore disamorato. Eccoci qua. Comunque è molto molto bella questa rivista, lo stesso. Oh. Siamo quasi addirittura d'arrivo e io quasi quasi farei, sfoglierei al volo anche l'allegato, dandogli diciamo pochissimo tempo, proprio sfogliamo le pagine al volo, gli diamo un'occhiata al volo senza commentarlo, giusto se c'è qualcosa di importante, ma ecco, siamo quasi arrivati alla fine. Silvano Dauria, sigle da numero 1. La banda dei ranocchi. Ra, 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 ra. Demetan e le rane dello stagno vedono minacciato il loro regno. Ippo Tommaso piuttosto certe persone con i denti ippopo, ippopopo, ippopo, ippopopoppo, ippopotamo. Gli gnomi delle montagne, parapapapapara, parapapapara. E come destinazione una graziosa stazione, il mondo, le persone, con un fantastico treno di aghi di pino e di biancospino. Mamma mia, quanti ricordi! Andiamo avanti, andiamo avanti. Queste sono le prossime uscite come manga, ecco, o come anime, mi sa come anime, sì. 30, 26 episodi, 12 episodi sono anime, 8 episodi, 12 episodi. Allora, nel nome della luna, con un fantastico treno di aghi di pino e di biancospino. Andiamo veloci. Allora, eccoci qua, queste sono le ultime due pagine e poi vi faccio sempre vedere
la quarta di copertina, molto molto importante come sapete. Ve l'ho spiegato perché questo, quando uno sta leggendo in metropolitana su un autobus, mettere praticamente qui il contenuto della rivista non è male come idea, tra l'altro con tante tante immagini, tutto bello spiegato, e così in teoria questo dovrebbe spingere ad acquistare la rivista se c'è qualcosa che interessa a qualcuno che ci guarda di fronte. Allora, voglio fare un attimo una cosa, che tanto ci metto proprio un secondo. Quindi questo è... Aspettate, 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 eccolo qua. Facciamo così. Scusate, scusate, tutto live. Allora, andiamo a fare pure questo qua, va. Proprietà. Allora, ok. Allora, andiamo a fare l'anime dossier. E ci andiamo a sfogliare anche questo. Via. Eccolo qua, Candy Candy, Candy Candy. Anime dossier, Candy Candy. Ok? Come vi ho detto, lo facciamo molto molto una serie iconica, la facciamo molto molto veloce. Oh, bello anche questo anime dossier, pieno di immagini, di anime che hanno fatto, cioè l'hanno fatta da padrone alla nostra infanzia, negli anni 70-80 qui siamo, anni 70-80, anche il Corriere dei Piccoli, come vediamo qui. Io adesso non mi fermerò tanto, andremo solamente a sfogliare questa rivista molto molto velocemente. La regina degli shoujo, vedete? La regina degli shoujo, eccola qui. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. E qui c'è pure Lady Giorgi. La 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 la. Giorgi. La nascita di Candy Candy. Come è nata Candy Candy? Ecco la nascita di Candy Candy. Candy, oh Candy. Che sorrisi dolci che hai, che sapore dolce che... No, ho sbagliato. Vabbè, mo le parole non me le ricordo. Qui sempre Candy Candy. Il principe della collina. La casa di Pony. Suor Maria. Miss Pony e Suor Maria. Il romanzo di Candy Candy. Facciamo proprio una cosa veloce, Proprio uno sfogliamo insieme a super velocità. Bellissima però, pieno 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 di illustrazioni, questo speciale. Vedete quante immagini molto molto belle? E noi andiamo avanti, noi andiamo avanti. Le fonti letterarie e cinematografiche. Vedete? 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 E noi andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Non lo sto neanche riguardando, proprio andando proprio veloce, veloce, veloce. La rivista di Candy Candy. Ok? Lo sto vedendo pure in televisione, se viene bene, sta venendo, cioè si vedono veramente bene queste immagini, dai, non ci possiamo lamentare. Via, via, velocissimo. Artbook e volumi. Guardate Candy con l'anguria. Ok? Andiamo avanti, una più bella dell'altra queste immagini e molte ci ricordano
la nostra infanzia, eh? Grande, grande. La battaglia legale per il copyright. E noi andiamo veloci, veloci, veloci. La serie animata di Candy. E qui arriviamo al cartone animato, all'anime. Candy, Annie, Irisa, Terence. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Eccoci qua, Candy Candy. Uno speciale enorme dedicato a questo shoujo. Shoujo. Eccolo qui, il principe della collina. Poi c'era anche... Ah, no, c'era... non mi viene come si chiamava. I personaggi di Candy Candy, ecco, Annie, il principe della collina, come ho detto, Terence, già l'ho nominato, Anthony, era il principe della collina, poi c'era Albert, ecco, Albert, quello che aveva perso la memoria, Albert. Questi sono tutti i personaggi. Albert. Poi Neil Logan, Miss Pony, Archibald Cromwell, ci sono, zia Elroy. Poi venne adottata, una storia che non finisce mai pure questa. Pure gli animali, i lungometraggi di assemblaggio. Guardate, poi mi pare che uscirono anche su VHS questi qua, su videocassetta. Vennero commercializzati su videocassetta, una cosa del genere. E infatti vedi VHS e DVD poi dopo, i film in VHS e DVD, in seguito in DVD. Rinarrare l'incipit. Guardate. Ammazzo, per quanto uno può andare veloce, ci vuole sempre un bel po' per sfogliare queste riviste, anche senza leggere niente. La colonna sonora di Candy Candy, che si dovrebbe trovare anche tranquillamente sul CD. Mi pare averla vista pure su Amazon con JP, la colonna sonora di Candy Candy, ma non mi vorrei sbagliare sul CD, eh. Poi ogni tanto prendono e le ristampano pure su vinile sta roba. Se cercate, io ho comprato diciamo, la colonna sonora di Okuto no Ken su vinile. Chi ci pensava mai? Non era mai uscita su vinile. La sigla italiana dell'anime. Rocking Horse, Super Robots, Douglas Making. Oh, un magazine per giovani lettrici. Candy è poesia. Candy. Guardate. Andiamo avanti. I seguiti italiani. Andiamo avanti. Una originale iniziativa editoriale. Candy Candy col disco. Io ce l'ho un paio di questi qua di Candy Candy col disco, 2 o 3 ce li dovrei avere. Mi pare che l'ho fatti pure vedere in una live, ma non mi ricordo, mi pare di sì. Candy Candy col disco, col vinile era proprio. Candy come un feuilleton. Boh.
La serie televisiva dall'81 all'85, Fabri Editori pubblica i romanzi di Candy Candy. Ah, i romanzi di Candy Candy. E vabbè, all'epoca si sfruttavano al 100% le cose, eh. Si sfruttavano con i vinili, si sfruttavano con l'editoriale, si sfruttavano quindi in edicola, si sfruttavano in libreria con i libri, con i giocattoli, le bambole, tutto, tutto. Divertenti e istruttivi, il manuale di Candy. Questo era tipo il manuale dei Giovanni Marmotte, il manuale di Nonna Papera e c'era pure il manuale di Candy. Il manuale di Candy, come una specie del manuale dei Giovanni Marmotte. Guardate, è il quarto manuale di Candy. Ne uscirono diversi di questi manuali, eh? Candy, oh Candy. Un mondo di giocattoli per l'orfanella. Ed ecco tutte le varie bambole, come vi ho detto, come sappiamo già, ne uscirono tante, tutte diverse, su diverse etichette. Questa addirittura Polystil. Io mi ricordo che pure la Mattel, invece di bambole, di Candy Candy, eh, insomma. Andiamo avanti, Candy Candy, di tutto c'era. Ovviamente qui viene riportato più e più volte la copertina del 45 giro originale dei Rocking Horse Super Robots. Più di una volta l'ho vista su queste pagine, eh. Un personaggio mille volti. Candy, oh Candy, nella vita sola non sei, anche nella neve più alta. E sotto che c'entra? Licia con Andrea e Mirko. Sotto c'è Cristina D'Avena con Andrea e Mirko direttamente da Love Milicia. Dal Cantagiro a Candy Candy, Douglas Making, Super Robots e Rocking Horse. Cercate perché ci sono anche dei concerti dei Super Robots e Rocking Horse sul mio canale, eh? Quindi Candy Candy. Un mondo di sigle, guardate quante ne hanno fatte, Daltanius, Lallabel, Sanpei, Forza Sugar, Grand Prix il campionissimo, Uff, Toridon, Lulu l'angelo tra i fiori, Blue Noah, uff, i Super Robots Rocking Horse ne hanno fatte tantissime, ma proprio tante di sigle dei cartoni animati. Tante sigle per Douglas Makin e i suoi Super Robots, Ken Falco, il grande Mazinga, Supercar Gattiker. Ci hanno messo pure Jig, ma Jig era di Focus, non c'entravano niente, loro l'hanno ricantata e basta. Ma quella che è andata in onda non era la loro. Dalle Americhe all'Africa. Candy, oh Candy. Nella vita sola non sei il manuale. No. Ah, questa è roba straniera. Ecco, questo è materiale estero, non italiano. Il nuovo romanzo di Candy. Ma guardate questa immagine però a tutta pagina quanto è bella. Cioè, bellissima immagine a tutta pagina che si può usare pure come piccolo poster. Bello, bello. Candy è poesia. Oh, perfetto. E noi andiamo avanti. Un importante filone narrativo. Ah, vedete qui c'è pure il film di Anna dai capelli rossi, in basso c'è Heidi, lì vediamo UFO Robot Goldrake, Grandizer. Oh, un orfano e il suo cane.
Siamo addirittura d'arrivo. Ok. Un trovatello in 3D. Remy, le sue avventure. L'originale Remy. Qui mi sa che c'è addirittura la pagina piegata, che è stata piegata in fase di stampa, vabbè. L'abbiamo subito sistemata, via. In tempo reale. Allora. Oh, Lulù, l'angelo tra i fiori. Lulù, l'angelo tra i fiori. Benvenuta Lulù, tra i fiori Lulù, dolce angelo sei tu. La biondissima eroina. Giorgi, cara Giorgi, cresce con te una rara bellezza. Allora, la bambina delle Alpi. Ola io, Aidi, Aidi, tutto appartiene a te. Ola Idi, lì con Clara, Peter, il nonno, Nebbia. Nebbia era il cane di Heidi. Ola Heidi, 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 ah. Pollyanna che sa che in ogni viso nascosto c'è un sorriso e lo conquisterà. Pollyanna, Pollyanna, Pollyanna. Sarà, oh lovely, lovely Sara, sei un fresco fiore che Anna dai capelli rossi va, vola e va come una rondine, per un nido non ce l'ha, non ha una mamma né un papà. E questa era quella che iniziava con Marcondi, rondi, rondi, rondero, scivola la ruota sul sentiero. 5, 4, 3, 2, 1, 0 si sa, ma ce ne vorrà prima di arrivare. Ragazzina, ragazzina, lunga la tua strada, ma ce la farai. Delicata ragazzina. Vabbè, forte queste cose le sa. Vabbè, siamo arrivati, va. Pure questa ce la siamo sfogliata. Un orfanotrofio dal terribile segreto. Ok. Ultima pagina e poi c'è un indice analitico, così si chiamano, no? Con le parole. Guardate pure questa immagine a tutta pagina di Candy Candy, quanto è bella. Cioè qualcosa di spettacolare. E vabbè, qua c'era la pubblicità di quelli che sarebbero usciti dopo, anche dedicati a Hokuto no Ken, vedete? Ken il guerriero. Mai, mai scorderai. Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia la razza umana era sopravvissuta. Quarta di copertina e via. Allora, grazie di essere stati qui con me. Questa live è durata un'ora precisa. Mamma mia, non fa una piega. Un'ora precisa. Vi invito a mettere il like a questo video qualora vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per sapere tutto ciò che io pubblico, tutto ciò che faccio su questo canale.
ho più di 1600 mi pare video pubblicati, non lo so, io pubblico tantissimo, pubblico short, pubblico video, soprattutto musicali, e pubblico live, quindi diciamo che vivo appieno questo canale, quindi vi invito a mettere il segui anche sul canale, attivare la campanella, mettere il like e mettere dei commenti qualora lo vogliate, lo riteniate opportuno. Andate anche a visitare i miei siti internet partendo magari da classe74.it, che è il mio sito principale, per poi andare magari su renij.it, dove troverete tanto materiale per la musica, o il mondo del vinile.it, senza dimenticare mai levolando.it o starwarsstore.it, e poi un altro sito che è l'ultimo nato, che è magliettevintage.it. Quindi andate a vedere questi siti, poi troverete tutti i link in descrizione, così come troverete in descrizione anche il link, già l'ho messo, quindi lo troverete senz'altro, per acquistare questo numero 30 di Anime Cult direttamente su Amazon, e quindi ve lo fate arrivare, tra l'altro sta pure in offerta mi pare attualmente, ve lo fate arrivare senza pagare le spese di spedizione. Ok? Io l'ho visto subito prima, diciamo, di aprire questa live. Ci dovrebbe essere anche un'offerta. Da quello che ho visto anche quello c'ha il bollino qui, questo azzurro, che è proprio stampato come vi ho detto. E niente, detto questo, io non mi rimane che salutarvi, sono le ore 16:49 di questo 21 gennaio 2026, quindi io vi auguro una buona serata a tutti, buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata. Io adesso da questo momento in poi ho tante cose da fare durante il pomeriggio e la serata, quindi mi sbrigo a salutarvi e vi do appuntamento alla prossima live, che come al solito non so quando sarà, spero domani, perché dobbiamo anche recuperare tanti altri, sfogliamo insieme anche di retro computing, non solo di anime cult, quindi di cartoni animati, ma anche di retro computing. Poi devo portare avanti, questo mi sta a portare via un sacco di tempo, perché non riesco a capire perché io li smonto questi due e funzionano, li rimonto e non funzionano più, non lo so, e non è un falso contatto, perché i fili ho visto, sono tutti saldati bene, non ci sono saldature fredde, sto diventando matto pure appresso al cucù della Disney. Quindi, detto questo, io vi ringrazio di nuovo di essere stati qui con me, condividete questa live con chi magari è appassionato di anime, di Candy Candy o quantomeno di Nippon Animation, e grazie, ok? Vi lascio con la sigletta, sempre quella di Reni Toons, ok? Reni Toons finale, ok? Grazie a tutti, buon pomeriggio, buona serata, grazie, ciao a tutti.